Siamo con Massimiliano Vacca, allenatore della Vodda, dopo una lunghissima attesa, il ritorno in promozione oggi attraverso la Coppa Italia, risultato finale di 3-2, una vittoria che giudichi come, alla luce dell'andamento della partita? Ma una partita che giudico molto positiva per i ragazzi, l'approccio alla gara è stato ottimo, poi è subentrato anche un po' di paura alla fine di non subire qualche gol e invece è arrivato il 3-2 sul finale che comunque nel calcio ci sta, anche se per i valori espressi forse meritavamo qualcosa di più. La squadra è piaciuta soprattutto nel primo tempo dove avete dimostrato di giocare un calcio molto semplice, con grande pressione sul portatore di palla avversario e poi quando ripartite siete davvero molto bravi, soprattutto con Langio e con Ginonulli che non ha bisogno di presentazioni. Sì, diciamo che il nostro, essendo piccoli, l'unica arma a nostra disposizione è sicuramente la rapidità degli attaccanti che quando attaccano a tratti sono anche devastanti. Ecco, con quale aspettativa si torna in promozione, una categoria che la Vodda aveva visto in lontano passato? Ginonulli forse non era neanche nato in quel lontano sì, probabilmente proprio l'anno in cui nasceva Gino, io ancora giocavo, quindi... Che cosa è cambiato rispetto a allora? È cambiato tanto, però è rimasta intatta sicuramente la passione per il calcio ad Vodda, una passione che ci ha portato anche oggi a giocare con 9 giocatori locali e con tanti ragazzi che io credo nel futuro possono far bene. Sarà importante in questo frangente tenere la categoria, insomma, e cercare soprattutto di imparare a giocare a calcio e di inserire i ragazzi che meritano durante il percorso annuale. Ecco, dopo Gavoi tornare adesso Vodda raggiunge Forni, insomma in Barbagia anche con poche risorse si riescono a fare grandi risultati. Sì, probabilmente penso che sia il sangue un po' che in questa zona, in questo territorio faccia la differenza. Non a caso da questo territorio sono usciti anche dei grandissimi calciatori, quindi speriamo di essere sulla buona strada, che questo territorio riesca a portare non in promozione ma qualche altro giocatore che sicuramente merita platee migliori possa fare con questa vetrina del salto di qualità. Certo. Per quanto riguarda invece il campionato, come lo vedi? Vedo un campionato molto tosto con delle squadre abbastanza attrezzate per fare un campionato di vertice, con delle squadre invece che, tra cui anche noi, la salvezza è il vostro obiettivo? La salvezza sarà sicuramente il nostro obiettivo. Benissimo, noi ringraziamo Massimiliano Vacca, complimenti comunque a te e alla Vodda per questo ritorno in promozione, con la speranza che tanti giovani barbaricini possano emergere grazie anche a questa piazza e un grande in bocca al lupo per il campionato che inizia a breve. Grazie, crepi il lupo.